Ottava corsa, Tris Quartet Quintet, premio Quarnaro, confronto per cavalli di 5-6 anni sui 1660 metri. 1 Flamenco Adri, 2 Firestar BFC, 3 Figaro de Gleris, 4 El Diablo, 5 Fidel Castro, 6 Elva Jet, 7 Florenzia Vic, 8 Follow Me, 9 Stalba Pax, 10 Eastwood B, 11 M Stella, 12 Fatidic, 14 Flash Call, 15 Firmamento ST, 16 Emiro Clemar. Macchina che prende velocità, si prepara al lancio. Partiti. È veloce Elva Jet dall'esterno che scavalca Figaro de Gleris. Numero 4, Il Diablo, squalificato. Figaro de Gleris che si mantiene largo dai birilli per andare a chiedere strada ad Elva Jet. Subito lì Fidel Castro dalla seconda fila, Fatidic in corda, Firestar BFC, passa Figaro de Gleris dopo lancio in 15-1. Figaro nei confronti di Elva, poi Firestar, mentre c'è la puntata in avanti di Firmamento ST che dal 15 vola il gruppo in mezzo alla pista. Fidel Castro al momento è allo scoperto, ma Firmamento arriva, 400 numero iniziali 8, in Follow Me, 29-7. squalificato. E Firmamento ST è arrivato a lato di Figaro de Gleris, Elva Jet a contatto avanti a Firestar BFC, quindi Stalba Pax impariglia Fidel Castro avanti a Fatidic, poi Flash Call che cerca di muovere dalla coda ma è prevenuto dalle mosse di Emiro Clemar e di M Stella. Quando sotto alle tribune Figaro de Gleris continua a scandire i parziali, 58-9 i primi 800 di gara. Firmamento ST sempre allo scoperto, Elva Jet a contatto del leader, gli altri che hanno perso qualcosina. Firestar BFC in particolare perde un paio di lunghezze dalla schiena di Elva Jet. Fidel Castro è sempre di fuori, cerca di avvicinarsi Emiro Clemar, chilometro in 1:13,6 e Figaro de Gleris ha messo tutti lunghi tranne Elva Jet che continua a stare nella sua scia. Firmamento sembra stentare un pochino, la mossa di Emiro Clemar dalla terza pariglia, 400 dal palo, 14,5 di là, 1:28,1 i 3/4 di miglio e Figaro de Gleris è sempre in vantaggio su Elva Jet. Prova a ritornare coraggiosamente Firmamento, si avvicina Emiro Clemar che è l'unico che recupera da dietro. Figaro de Gleris che prova a ripartire sotto la minaccia di Elva Jet che nella sua scia cala Firmamento, arriva Emiro Clemar, Figaro de Gleris in vantaggio con 2 di margine all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, arriva Emiro Clemar ma è tardi. Figaro de Gleris coast to coast, Nando Pisacane viene a vincere la Tris, seconda Elva Jet, terzo posto per Emiro Clemar, poi Firmamento ST, mentre per il quinto sono vicini Fidel Castro e Firestar BFC. Figaro de Gleris a media di 1:13,2, il Sauro di Nando Pisacane per i colori di Nicola Pisacane, allenato da Ciro Di Nardo, si impone in percorso di testa al 5 anni da Nesta F in bellissimo stile nella Tris di giornata, vince nei confronti dell'appostata Elva Jet. Emiro Clemar corre molto bene, fa suo il terzo. Al quarto finisce Firmamento ST, per il quinto probabilmente Firestar BFC tiene botta a Fidel Castro, è da rivedere per il quinto. 3, 6, 16 l'ordine d'arrivo per la Tris, 3, 6, 16 e poi per il quarto appunto 15 di Firmamento, 3, 6, 16, 15, 2 per il possibile arrivo del quintet di giornata.